RSU. Ci attende ora un'importante competizione che ci deve trovare ancora più pronti e determinati. Il rinnovo dell'RSU, per ora confermato nelle date del 5, 6, 7 aprile. Ho modificato a questo punto nella relazione più volte. Avete visto i comunicati, poi il segretario generale ci racconterà i dettagli. Quello che noi possiamo dire è che davvero, stante la situazione di gravità di questa pandemia, assistere a questa commedia davvero non fa bene al Paese e non fa bene al sindacato. Come sappiamo, i risultati della tornata precedente sono stati eccellenti. Abbiamo ottenuto oltre il 32% delle preferenze, confermandoci al primo posto in tutti i comparti. Alcuni dati: 702 sono stati i collegi dove abbiamo presentato lista, 2594 i candidati, 1400 i colleghi componenti di commissioni e scrutatori, 1311 gli eletti nell'RSU. Non sarà facile, ma abbiamo le competenze e le opportunità per migliorare il primato di 4 anni fa. Dobbiamo essere fiduciosi perché consapevoli del grande lavoro fatto in questi anni e della qualità delle azioni messe in campo. Dobbiamo pertanto sostenere le squadre aziendali, valorizzando le potenzialità che ci sono, dove i nostri delegati sono organizzati e motivati, si riescono a produrre i risultati migliori. Sarà un lavoro faticoso, per il quale ci stiamo preparando da tempo. Presidiare i luoghi di lavoro è un impegno sfinente, lo conosciamo. Rappresentare la CISL e la CIL Funzione Pubblica è un onere, ma è anche un onore di cui siamo tutti orgogliosi. So che nessuno si tirerà indietro, so che tutti daranno il massimo e il successo che ci sarà di ognuno, sarà il successo di tutti.